Finalmente ci siamo, mancano solo pochi giorni all'inizio delle manifestazioni del grande carnevale di Sciacca. Questo quanto affermato da Silvio Alessi, presidente della Meridiana SRL, organizzatore dell'evento odierno. Un'edizione che potremmo definire storica e non solo tra le tante fin qui svolte della manifestazione di carnevale, ma anche per le continue novità che si sono registrate in questi 2 mesi e che noi organizzatori abbiamo dovuto affrontare e superare con la vendita dei biglietti in città e online. Ma c'è stato anche un cambiamento del percorso del centro storico alla Perriera che ci ha visti costretti a predisporre una seconda organizzazione della festa in maniera completamente diversa dalle precedenti. Infine c'è stata anche l'allerta meteo arancione che ci ha visti costretti a spostare la data del 20-21 maggio al 3-4 giugno. Un rinvio che non è stato semplice, visto che abbiamo dovuto rimodulare l'organizzazione, i biglietti, il personale, gli artisti, insomma tutto il programma, ma ci siamo riusciti grazie alla collaborazione di tutti. Silvio Alessi continua dicendo dal sindaco Termini alla sua giunta, alle forze dell'ordine, alle istituzioni che si sono adoperate facendo con noi continue riunioni per assicurare anche quest'anno lo svolgimento dell'attesa manifestazione. Non da ultimi i componenti del mio staff che hanno lavorato con impegno e dedizione giorno e notte. E così oggi, continua il patron Silvio Alessi, posso affermare con sollievo e soddisfazione che tutto è pronto. Si aspetta solo che arrivi sabato 27 maggio quando alle ore 15 il sindaco Fabio Termine consegnerà le chiavi della città al carro di Peppe Nappa, per dare finalmente il via a questa edizione del Carnevale, definito il più antico della Sicilia e il più allegro d'Italia. Dalle ore 15:15 infatti i carri sfileranno sul lungomare di Via Allende, mostrando tutta la loro maestosa bellezza al pubblico locale e non che li ama e li apprezza. Amici di Sciacca Sasi, allora ci vediamo sabato e domenica finalmente, bel tempo perché ora finalmente il tempo è bellissimo, vedete in questo momento sono a Taormina dove mi sono esibito e stasera c'erano 2 della provincia di Agrigento, appena ho finito lo spettacolo il primo pensiero qual è? Ti aspettiamo sabato a Sciacca e allora ci vediamo a Sciacca. Sabato e domenica 27 e 28 sarà un grande carnevale, vi aspettiamo, c'è il sole, finalmente c'è Cavolo e dunque vi aspettiamo a Sciacca.